devo dire che apprezzo i contenuti di questa risoluzione tanto quanto disprezzo i ragionamenti che ha appena fatto il collega Valdegamberi. Li disprezzo perché per due ragioni, collega. La prima è che la informo che i bambini spesso sono senza una mamma o senza un papà, non perché abbiano esclusivamente genitori omosessuali, ma perché la vita fa così, che si separano anche le coppie eterosessuali e che forse sono ben altri i pasticci che i genitori sbagliati trasferiscono sulle spalle dei propri figli. Ma disprezzo le sue parole anche per un altro importantissimo elemento, e cioè che le sue parole avrebbero l'ardire di voler cancellare la realtà. Noi non stiamo teorizzando delle ipotesi, noi sappiamo che esistono delle persone in carne ed ossa e dei bambini in carne ed ossa che oggi ci avanzano questa richiesta. E se è vero che i bambini non scelgono chi deve essere il loro padre, la loro madre, le loro madri o i loro padri, è anche vero che certamente l'ultima cosa che chiedono è di vedersi privati di uno dei due genitori, che è ciò che voi state facendo attraverso l'indicazione che il ministro del vostro governo ha dato ai tribunali tramite le prefetture per chiedere ai tribunali di impugnare gli atti di trascrizione che molti sindaci avevano fatto sullo stato di famiglia. Allora io chiedo di sostenere questa risoluzione della collega Ostanel proprio per rispetto di quei bambini che voi con le vostre politiche portate a voler cancellare, come se attraverso il giudizio morale che voi attraverso la politica tentate di imporre alle scelte delle persone poteste cancellare l'esistenza di queste bambine e di questi bambini. E non c'è nulla di più pericoloso della politica che attraverso le leggi vuole cancellare le esistenze, a mio avviso. E del resto, in 2 anni di governo Meloni, anziché decidere di intervenire su un argomento che riguarda direttamente la vita di diverse decine di persone, avete, a proposito di questo tentativo di percorrere solo scelte identitarie, scelte simboliche, scelte etiche, perché voi trasformate la vostra politica in un'etica di comportamento, perché non volete solo decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma volete avere il potere di giudicare se un comportamento va bene o non va bene personale. Sono insomma, come dire, un atteggiamento tipico di tutti i regimi poco democratici. Ma in questi 2 anni cosa avete voluto fare anziché risolvere il problema delle famiglie arcobaleno? Avete voluto introdurre il reato universale della gravidanza per altri, come se questa fosse la priorità, perché voi dovete avere il potere di giudicare le scelte che le persone fanno sul proprio corpo. Cioè voi avete costruito una norma per cui sembrerebbe perseguibile in Italia quella padre o quella madre che utilizzano la gravidanza per altri all'estero, che in Italia è già illegale, a meno che non siano i proprietari di una grande multinazionale come Elon Musk, che allora ci va bene, lo riceviamo a Palazzo Chigi. Ma se sono persone normali, quelle sì sono sottoposte al vostro giudizio morale, ed è una legge che probabilmente non avrà grandi ricadute sul piano concreto, perché è tecnicamente inapplicabile dal mio punto di vista, ma ha certamente un forte impatto sul piano politico. Ed è quell'impianto ideologico che a noi preoccupa, che è lo stesso impianto ideologico che ha portato il vostro ministro a chiedere di impugnare gli atti di assegnazione all'anagrafe. Potevate far finta di niente, come state facendo, se non volevate assumervi la responsabilità di decidere come devono vivere queste bambine e questi bambini, figli di 2 mamme o figli di 2 papà. Invece non avete avuto il coraggio di fare una legge, ma avete chiesto alle prefetture e alle procure di intervenire. Ora io credo davvero che questa ennesima risoluzione che proviamo a depositare debba almeno essere considerata, perché pone nella giusta misura la questione che stiamo
provando a valutare. Io vi chiedo se davvero, e concludo Presidente, ogni bambina e ogni bambino non abbia il diritto di avere una famiglia, che non si sceglie lui come deve essere fatta questa famiglia, ma se Sì, ce se l'ha, può chiudere, il grazie. vero reato universale è togliere a quei bambini quella famiglia perché a voi non piace.